stadio Bentegodi si riempie un po' alla volta durante la giornata, mentre Papa Francesco completa il pranzo con i detenuti al carcere di Montorio e si ferma in Vescovado per una breve visita all'anziana madre del vescovo Pompili. Da Porta Palio spunta la 500 del Santo Padre. La 500 bianca che porta Papa Francesco allo stadio Bentegodi. Vediamo se riusciamo a farci fare un saluto dal Papa alzato, vedete, la mano. L'entusiasmo allo stadio cresce. Siete tutti ladri, ragazzi miei, non ho più il mio cuore se l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Avete portato i vostri ragazzi qui? Sì, siamo tutti 4. Siamo stati in arena stamattina, sì, e poi siamo venuti qua in processione, a piedi. Il pontefice fa il suo ingresso, un lungo giro per stringere mani, accarezzare volti, poi la celebrazione di Pentecoste inizia. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio di vivere la vita cristiana. Tante volte troviamo cristiani che sono come l'acqua tepida, né caldi né freddi, no? Gli manca coraggio. Lo Spirito fa l'armonia della Chiesa, ognuno differente all'altro, ma in un clima di armonia. Insieme lo Spirito ci fa l'armonia, insieme lo Spirito ci fa l'armonia. Il contrario dell'armonia è la guerra, è lottare uno contro l'altro. A concelebrare i vescovi e il patriarca di Venezia. Grazie per l'Evangelii Gaudium che lei non ha semplicemente scritto, ma che lei incarna alla perfezione con il suo modo di essere, la sua freschezza imprevedibile, la sua creatività sempre spiazzante. Alziamoci per camminare nel nostro tempo, per costruire la pace, per confessare la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, l'unico Signore della nostra vita. Amen.